professore ordinario della Federico II, Bruno Siciliano, che ha fatto un grande intervento, un lungo intervento, parlando proprio di quanto sia importante oggi l'innovazione tecnologica nel campo della medicina. Sì, sicuramente. Noi stiamo vivendo un momento di grosso fermento in campo scientifico, non solo nei campi tradizionali della robotica e dell'intelligenza artificiale, che sono quello industriale e quello dei servizi. Poi c'è il campo della salute, quindi il campo della medicina. Cosa ci può dare l'applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale a questo settore? Tipicamente quando si parla di intelligenza artificiale si parla di una grossa quantità di dati che viene elaborata in maniera intelligente. Nel momento in cui io, oltre alla parte dei dati e alla parte percettiva, metto la parte fisica, cioè quello che poi vuole cercare di emulare il robot. Che cos'è il robot? È una macchina intelligente che vuole emulare le capacità e l'abilità, la destrezza di un operatore umano. E allora nel campo della medicina pensiamo per esempio al contesto chirurgico oppure al contesto riabilitativo. Che cosa dà il robot? La possibilità al chirurgo oppure al terapista di utilizzare una tecnologia in modo da eseguire le operazioni in maniera non solo più accurata, ma anche a vantaggio del paziente. Attualmente nella chirurgia robot assistita la prostatectomia, l'isterectomia e la chirurgia generale prevede un protocollo clinico col robot che consente un'operazione meno invasiva, così come era già la laparoscopia ovviamente, ma che sia più precisa rispetto alla capacità del chirurgo di vedere e di sentire attraverso il laparoscopio. Qual è l'ostacolo di questa tecnologia attualmente? Il fatto che questa percezione per il chirurgo, ma questo è vero anche per quanto riguarda il terapista per la parte di riabilitazione, è una percezione di natura solo visuale. Mentre invece il chirurgo esperto oppure il terapista esperto sente, manipola, tocca. Questo è quello che manca. E allora noi stiamo lavorando, ma non solo il nostro gruppo presso il centro Icaros della Federico II, ma anche altri gruppi di ricerca, stanno lavorando sull'aumentare la percezione sensoriale. Il sogno qual è? È quello di avere un chirurgo o un terapista che operi in una stazione ergonomica utilizzando appieno tutti i sensi dell'uomo. Quindi questo è il sogno e di questo abbiamo parlato stamattina in questo convegno in cui c'è stata la prima parte sul cloud e sulle tecniche di intelligenza artificiale e poi io ho parlato nello specifico del potenziale della robotica per la medicina. Perfetto. Ecco Oscar, io ringrazio il professore per averci atteso fino alle 13:30 e lo libero. Grazie mille professore.